Io ho già abitato a Fontigo e quindi come paesino già lo conoscevo, mi piaceva, abbiamo questo locale comunque è grande, ha delle potenzialità, sapevamo che potevamo farlo crescere ancora di più e quindi abbiamo deciso di rimodernizzarlo, di prendere già quello che è il territorio e di creare qualcosa di più moderno, quindi riprendere un po' tutti e attivare un po' la piazza di Fontigo che comunque è sempre una bella piazza. Ho iniziato un po' tutto per caso fondamentalmente, io lavoravo in una pizzeria a Col San Martino da Giorgio Pizza, che è stato per me il maestro alla fine. Ho iniziato per caso perché lavoravo là come cameriera, cassiera e un giorno abbiamo iniziato a far pizza, ero incuriosita, mi ha insegnato, mi ha preso sotto la sua ala, mi ha portato avanti e da là ho iniziato a gestirla e dopo mi sono voluta comunque anche di mio, volevo imparare qualcosa, quindi comunque il discorso delle farine, il discorso della maturazione, quindi imparare qualcosa di più e sono andata appunto a fare la mia scuola a Caorle, da italiana a scuola pizzaioli. Mi guardano perché è strano comunque, cioè mi guardano perché fondamentalmente è strano vedere una donna, tant'è che io qua ho un mio aiuto pizzaiolo e proprio subito guardano lui, poi io che sono di spalle mi guardano e mi chiedono cavolo è strano vedere una ragazza. Però non vedo questa difficoltà comunque, cioè penso che sia un lavoro che tante donne magari sottovalutano, ma può benissimo essere un lavoro anche femminile, perché no? Beh, una ragazza che vuole intraprendere la strada della pizzaiola consiglierei intanto di avere passione, perché quello c'è sempre, e di avere polso, perché comunque bisogna sempre farci... non rispettare, ma comunque dar voce, nel senso che il lavoro, come anche quello del cuoco, è un lavoro molto veloce e di precisione, quindi devi sempre riuscire a dare le giuste direttive che devono essere fatte subito. E magari essendo donna si lascia un po' passare, no? Perché per tanti motivi, anche la voce stessa, in cucina mi prendono in giro perché ho la voce bassa, però, e quindi devo urlare molto di più. Però secondo me comunque è un bel mondo, sia la cucina che la pizza, cioè che la pizza, il mondo della pizza. Quindi secondo me sarebbe bello vedere tante più donne dietro un banco pizza.